Sono scesi in tre nella prima stanza dell'impianto fognario per cercare di sbloccare la sonda di spurgo che era bloccata. Dopo ore di tentativi, all'improvviso il tappo dei liquami che impediva il lavoro della sonda è saltato e ha investito gli operai, che hanno perso i sensi e sono precipitati nella vasca situata 3 metri più sotto. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente costato la vita a 4 operai della Quadrifoglio Group e a un interinale dell'AMAP. La ricostruzione spiega perché i lavoratori della società che gestiva la rete fognaria per AMAP in subappalto si trovassero nell'impianto e non in superficie come prevedeva il contratto. Vedendo che i primi 3 operai non risalivano, sono scesi altri 3 colleghi, tra cui Giuseppe La Barbera, l'interinale che aveva mansioni di accertatore. Doveva cioè vigilare sulle transenne piazzate in strada. Intanto il gas killer era risalito e li ha investiti. 2 sono stati trovati morti, 1 in fin di vita. Per recuperare i compagni precipitati nella vasca sono serviti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, gli operai avevano chiesto l'autorizzazione a lavorare all'interno dell'impianto al direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza di AMAP, sentito a lungo ieri dalla polizia. Il caposquadra responsabile della sicurezza della Quadrifoglio era Epifano Alsazia, conditolare della ditta tra i primi a perdere la vita. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a New York, ha espresso il suo cordoglio per la grave tragedia sul lavoro che ha causato la morte di 5 operai a Casteldaccia. Auspico, ha detto il Presidente, che sia fatta piena luce sulle dinamiche dell'incidente, ma l'ennesima inaccettabile strage sul lavoro, a pochi giorni dal 1° maggio, deve riproporre con forza la necessità di un impegno comune che deve riguardare le forze sociali, gli imprenditori e le istituzioni preposte. In merito anche il commento del Presidente Giorgia Meloni, intervenuto sulla tragedia. Sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico incidente avvenuto a Casteldaccia. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di rianimazione dell'ospedale policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia, conclude il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.